L'emergenza FAS nei comuni della Bassa Veronese sembra essere rientrata. Come spiega Stefano Marzotto, sindaco del comune di Pressana e portavoce di altri sindaci del territorio impegnati per la stessa causa, il livello di sostanze inquinanti nell'acquedotto è pari a zero, ma il problema permane comunque nelle falde. Marzotto fu il primo 3 anni fa a denunciare il caso. 3 anni fa abbiamo fatto per primi una denuncia penale alla Procura di Vicenza e quando tutti ci davano degli allarmisti, di terroristi, dicendo che stavamo ingigantendo il problema. Adesso per fortuna questo tema è stato recepito da tutti, soprattutto dall'opinione pubblica. All'Onigo qualche settimana fa, 2 settimane fa, c'è stata una grandissima manifestazione di popolo. Le istituzioni anche regionali hanno colto il problema, quindi diciamo che questa è una cosa assolutamente positiva. Soddisfazione però contenuta perché le criticità sono molte e i fondi promessi dal governo non sembrano essere sufficienti. Ad oggi non c'è un progetto per spostare le fonti di approvvigionamento e secondo indiscrezioni questi 80 milioni comunque non basteranno, si parla di 110-120 milioni. Il nostro è un territorio agricolo e quindi rimane la forte preoccupazione per gli allevamenti che si approvvigionano con pozzi privati e per quanto riguarda l'irrigazione dei campi. Quindi perché il problema sia risolto bisogna anche risolvere l'inquinamento delle falde e l'inquinamento dei fiumi. Ad oggi il tubo collettore, famigerato tubo collettore che scarica Colonia Veneta, continua a scaricare un quantitativo enorme di FAS e non si capisce da dove arrivano.